Latinus. Ritmo scanzonato che serve solo a scioccare il pubblico quando scoprirà che fra 5 parole si parlerà di guerra, ma solo per sentirsi a posto con la coscienza. L'intera pagina 12 di un quotidiano qualsiasi sbobinata mandando a capo. Il testo della parte cantata recitato, che sembra il finale, ma non lo è. Ah, forse ora finisce, no, ecco, ora sì, e invece no, e adesso finisce, no, neanche adesso, e poi quando meno te lo... Grazie, grazie. Buonasera, buonasera. E niente, abbiamo rifatto tutto da capo, ragazzi. E facciamo il primo quarto d'ora se volete. Volete uscire tutti voi? Poi rientrare dopo, ma per non stare a rivederlo, non mi sembrava pesante. Vabbè, se no andiamo avanti, poi tanto c'è la registrazione della mando. Va bene. Ogni tanto devo bere, però l'acqua è lì e secondo me rompe il ritmo dello spettacolo che invece è incalzante. Quindi io farei questa cosa: quando io vado a bere, voi dovreste parlare con la persona vicino e dire ma quello spettacolo, veramente io mi sto divertendo tantissimo, uno spettacolo pazzesco, va bene? Ci sta? È una nuova tecnica, la sto sperimentando, l'entusiasmo guidato. Cioè il pubblico, se tu dici fare una cosa, quando un cantante dice sulle mani, non è che il pubblico in quel momento ha voglia di tirare sulle mani, però le tira su e io così, io chiedo l'entusiasmo così. Ogni tanto vi chiederò di applaudire, di ridere, di farmi... Ecco, per esempio, se questa qua è la terza replica di questo spettacolo, se a fine spettacolo volete venire da me, ditemi per favore che è stato il più bello spettacolo della vostra vita. A me non interessa avere un vero feedback, a me interessa solo sentirmi appagato. Quindi potete dirmi che io sono un nuovo Carmelo Bene, semplicemente non c'è problema. No, grazie. Niente, questo, va bene, ci siamo, faccio la prova. Scusate, devo bere un attimo. Che bello spettacolo, che bella rivista, fantastico. Dai, smettetela, su, basta. Come siete, Come siete? Riuscite proprio, aspettate alla fine almeno per complimentarvi. Mannaggia, straripanti. Vabbè. Ultimamente c'è questa usanza nelle serate di poesia di schioccare le dita durante la poesia. Perché si fa questa cosa? Si fa perché magari a volte piace particolarmente un passaggio di una poesia, però non si vuole interrompere con un applauso, e allora si schiocca le dita, così si comunica al poeta che è stato apprezzato quel passaggio, però non lo si interrompe, va bene? Ecco, legandomi all'entusiasmo guidato di prima, io ho sempre paura che nessuno schiocchi le dita durante le mie poesie, quindi io piloto anche quella parte. Ogni tanto, se un passaggio mi piace particolarmente, io faccio questo gesto, e quando io faccio questo gesto voi? Esatto, ok. Per favore potete farlo con disinvoltura, c'è tipo parla troppo di me, capito? Una cosa del genere, va bene, rifacciamo una prova, ok. No, perché secondo me questa poesia merita particolarmente, perché proprio ancora sì, di più, sì, una poesia. Cosa sono sti sorrisi, questa partecipazione? Cos'è questa ingiustificata assenza di distanza? Ma l'avete capito voi che avete davanti? Io sono un poeta. Sono composto al 70% da brezza di mare. Vivo le mie giornate sperando che qualcuno inserisca in una frase la parola eco al maschile per potergli dire carezzandogli il mento: eco è femminile, ora sei pronto ad andare per il mondo. Questa è poesia, dal greco poiesis, che significa usare l'etimologia di una parola per avvalorare la tesi che porti avanti senza convinzione, per giunta senza che nessuno... Quando leggo una poesia, scusate, quando interpreto una poesia, rettifico, quando offro alla dea Calliope una mia poesia sul palco, tutto ciò che desidero è non essere capito da un pubblico incapace di accedere a un grado inedito di sofferenza. Il mio, i vostri volti impietriti, come a dire, per me è troppo. E invece no, ingrati voi che alla fine di ogni verso, puntualmente, io riesco solo a sentire niente di nuovo.
mi appartiene totalmente. Accedo al tuo grado inedito di sofferenza 3 volte a settimana dopo i pasti. Ma se avessi voluto degli amici mi sarei fatto una vita, cosa credete? Sarei diventato muscoloso, avrei messo solo canotte, sarei andato agli schiuma party, celando dietro un sorriso perfetto la mia profonda inadeguatezza. Sapete perché? Perché puoi togliere l'uomo dalla poiesis, ma non puoi togliere la fottuta poiesis dall'uomo. Schioccate, schioccate. Zitti! Zitti! Tutti, tranne te, che ti guardi attorno spaesata, non riesci a spiegarti il perché di tanta approvazione, se ha tanto così da andartene. Grazie, mi sento veramente a disagio. Il senso di colpa mi sta distruggendo, sono la delusione di mia madre solo grazie a te. Non so cosa farò di me una volta tornata a casa. Ti è piaciuto il colpo di scena finale? Sembra apprezzare, tanto che poggi la birra, a quanto pare hai bisogno di una mano libera per quello che stai per fare. Prego sia uno schiaffo, ma le tue dita formano un 3 che si chiude su se stesso. Non dirmi che questa serata sta diventando davvero il mio più grande successo, la porta di accesso al mio nuovo lavoro, un libro, un tour, il mio primo palazzetto. Il tuo sguardo si alza, ti volti ed esclami: Lucky, andiamo! E anche oggi non è oggi. Un attimo, devo bere un goccio d'acqua perché... Grande poeta. Grazie. Chiederei più eleganza nei commenti, Sentite dove vi siete lasciati andare, l'esperienza più bella della mia vita, perché dovete esagerare? Non esisto solo io nella vostra vita, ricordatelo. Andate oltre, andate oltre. Dicevo, adesso sicuramente penserete, sei un frustrato, no? Hai fatto questi pezzi un po' contro la poesia, perché ci sono sicuramente dei poeti che tu ritieni meno bravi di te, che però hanno avuto più successo, e quindi tu te la devi prendere con loro perché in realtà ti vergogni di te stesso, quindi sei un frustrato infelice, lo vedo che lo state pensando. Come mi permettete, io sono una persona fragile, non mi potete permettere di dire queste cose, anzitutto perché io ci rimango molto male, e soprattutto io in qualche modo ci ho provato e sono in pace con la mia carriera da poeta, perché io non mi sono fatto bastare l'opinione che ho di me stesso. Ho deciso di affidarmi all'universo. A 24 anni ho mollato il mio lavoro e ho detto: devo decidere se cominciare a fare il poeta di lavoro, però voglio che l'universo mi mandi un segnale. Ho guardato proprio il cielo, ho detto: universo, dammi un segnale, dimmi se posso o non posso andare avanti con la mia carriera da poeta. Questo ho chiesto all'universo a marzo 2020. Bastava meno, cioè l'universo poteva far morirmi, insomma, farla sulla spalla e non distruggere il pianeta. Però ho capito che forse era il momento di prendersi una pausa. Mi sono preso una pausa prima di andare avanti, perché non volevo essere il classico amico che crede ancora che diventerà un giorno un artista, quando nessuno attorno a lui lo pensa. Si riconosce per un particolare questo amico, ce l'avete sicuramente anche voi, ne sono certo. È quell'amico che durante il Festival di Sanremo ogni sera ci ha tenuto a farvi sapere che lui, Lucio Corsi, lo ascoltava già da 10 anni almeno, me l'avevo dovuto ricordare tutte le sere. Brunori io lo ascoltavo quando c'erano 30 persone, non c'era nessuno, io lo conosco da 15 anni, la conoscete quella persona? Io ogni volta che parlo con una persona del genere, che mi dice queste cose, penso: sei uno specchio, perché sono io che dico sempre tutte queste cose, tutte queste frasi, però poteva andare peggio. Potevo avere quella classica crisi di identità dei 30 anni che ti porta nel giro di 2 mesi a diventare un TikToker. E, piccolo sondaggio, faccia chi pensa sinceramente che fare il TikToker sia un lavoro. Esatto. Quando sento un TikToker dire: sono arrivato a fine serata, sono veramente stanco, perché tutti pensano che il TikToker non sia un lavoro, però arrivi anche tu stanco a fine giornata. Io penso veramente, è pieno di specchi qui, perché sono sempre io, faccio io il TikToker di lavoro, però non volevo dirvelo prima perché non volevo condizionarvi. E poi non esiste una reazione codificata alla frase sono un TikToker, nessuno è preparato a reagire, perché è un lavoro nuovo, quindi non è pronta la reazione.
e quindi io ho deciso che in base all'interlocutore cambio formula. Dai 0 ai 15 anni, c'è qualcuno tra 0 e 15 anni qui? Quanti anni avete? 14. 4, ok, in quei casi io dico sono un TikToker, funziona abbastanza bene, abbastanza bene. Tra i 15 e i 30 dico sono un content creator. Tra i 30 e i 50 dico che sono un influencer, però accentuando l'inglese per far capire che un po' me ne vergogno. E tra i 50 e i 70 dico 0,80, 120, 1000 che è la mia partita IVA, poi se uno vuole capire lo capisce, altrimenti no. Oltre i 70 non dico niente perché non mi va tanto di parlare dopo aver fatto l'amore. Ogni volta questa cosa di fare sesso con le persone anziane funziona sempre, non so perché, scatena una coscienza collettiva, un inconscio collettivo, non lo so, è sempre, boh, va bene. Si stanno confrontando, stai facendo vedere qualche foto, qualcosa, qualche chat, stai sfoggiando, dopo ne parliamo, vabbè, non adesso, non è la sede. Ma la mia paura più grande è quella di essere un giorno trovato su TikTok dalla mia maestra delle elementari. Perché io non sono una persona rancorosa, però 20 anni fa io ho consegnato un tema molto ben fatto. E c'è qualche maestro? Maestra? Maestro? Meno male. Ho consegnato un tema molto ben fatto, la mia maestra l'ha distrutto con 3 parole che non dimenticherò mai. Queste 3 parole sono non ci siamo. Esiste anche ancora il voto non ci siamo? Cioè, quanta frustrazione può avere un insegnante per guardare negli occhi un bambino di 8 anni che ti ha appena consegnato le sue parole e dirgli non ci siamo? È inimmaginabile questa frustrazione. E quindi io penso sempre, non sono rancoroso, però ho costruito la mia intera vita per smentire quel non ci siamo della mia insegnante. E quindi non vorrei mai che se la mia insegnante dovesse andare a cercare una ricetta della parmigiana di melanzane su TikTok e dovesse trovare la mia faccia, non vorrei mai che si mettesse a guardare quel video e dire non ci siamo ancora, niente, non ci siamo, continuiamo a non esserci. E vorrei un po' di approvazione da parte vostra, quindi vi ho portato il mio tema, non tutto, una rielaborazione del mio tema, delle elementari, perché secondo me io ho portato un tema molto originale e la cosa che mi dava più fastidio è che la mia compagna, la consegna era cosa vuoi diventare da grande, la mia compagna di banco aveva risposto Laura Pausini e ha preso ottimo. Allora, Laura Pausini lo può diventare una persona al mondo. Esatto, lei non era Laura Pausini, quindi quello era non ci siamo, lì non c'eravamo, quello era non ci siamo, eppure quelle 3 parole sono lì sul mio quaderno, sottolineate 3 volte, proprio sotto il titolo, accolto con una buona dose di ironia da tutta la classe quando tu, maestra, ridendo sotto i baffi mi hai invitato a spiegare perché tra l'ampia gamma di scelte io abbia sostenuto con forza la tesi secondo cui da grande sarei voluto diventare tombino. Mi sto già allenando nel bagno di casa mia nonostante le continue interruzioni di mia madre che mettendosi di traverso tra me e il mio sogno ogni volta che mi becca supino nel box doccia a boccheggiare chiama il 118. Ma io non demordo, guardo e imparo consumando video nella mia cameretta intitolati The Best of Tombini of Vaprio Dada Skills. Ne dovrò mangiare di acquazzoni e chewing gum consumati prima di candidarmi per la posizione tanto bramata quanto proibita di tombino primo livello in via Dante a Pioltello, dietro casa mia. A dirla tutta, maestra, diventare tombino è il piano di riserva, io che nella vita per amore avrei preferito nascerci, tombino. Inghiottire piogge, vedere la città srotolarsi sulla mia nuca mentre mio nonno, orgoglioso, mi racconta di quando il 28 aprile 1945 gli imbottirono la bocca di tessere dal sicuro sapore littorio. Nascere tombino lo trovo la via più discreta di sacrificare una vita umana e salvarne 2. Io, psichedelico mazzo di fiori accasciato sul marciapiede all'incrocio di 2 esistenze, le vostre così scomode da combinare senza che si accavallino come i nervi stressati della mia schiena. Di che colore sarebbero ora i vostri denti se io fossi parte di via Dante? Tu, vecchio mio, avresti continuato a scrivere, le mie parole avrebbero preso battito dalle tue mani, che i dischi sulle nostre mensole sono gli stessi. Prima di ogni ultimo verso mi avresti desiderato accanto, disegnato con gli occhi della donna che amavi quel giorno. Sarei stato il tuo capolavoro, fossi rimasto un sogno, con il nome di tuo padre, di chi altro. E tu, il
invece le premesse, il troppo poco ti avrebbero abbandonato, sarebbe germogliato dai tuoi occhi scuri un corpo meno segnato, quello di Lorenzo, così l'avresti chiamato. Ogni mio bacio te l'avrebbe dato lui, al mio stesso ritmo, ma con molto più fiato. È una mattinata di sole umida, di profumo della pioggia della sera prima. Dopo un turno sfiancante da tombino in via Dante, io, vestito di cartacce, prendo la prima ruggine della stagione come un complimento e mi riposo, guardando il mio letto di catrame rassettato. Lì, a 2 passi dai miei occhi rossi si incontrano 2 sguardi dolci che non mi hanno mai abitato. Si scambiano un sorriso a pelle distesa che sembra dire abbiamo proprio fatto bene a dirci non ancora. Adagiano sulla guancia dell'altro il proprio lieto fine senza bisogno di premere, per poi prendere le 2 direzioni opposte del marciapiede di un incrocio che oggi non ha avuto bisogno di un mazzo di fiori. Ridono, trovando stupido l'impulso di ringraziare per quel mattino così limpido un tombino arrugginito. Grazie. Bella, profonda. Mi ero dimenticato che avevo detto questa cosa, quindi ci stavo quasi credendo. È stato bello credo. Va bene? Caldo? Ha caldo il ragazzo. Ah sì? Tutto a posto? Tutto a posto? Siete ancora vivi? Sì. Grazie, grazie sempre di essere qua. Sì. Pensate di scegliersi un maglione come costume di scena, Che persone bene, ma io sono ancora inesperto, scusate, non sono come quando arriverò, se mai arriverò a livelli di Emanuele, però non ce la posso fare. Però voi grazie, perché vi vedo che mi state guardando come se fossi veramente lui, quindi grazie davvero, grazie mille, stiamo facendo un grande spettacolo, grazie, scusate. Va bene, sebbene mi ripugni mettermi al vostro stesso livello, questo spazio è dedicato alle domande dal pubblico. Avete già scritto le vostre domande su dei bigliettini, no? Non vi è arrivata la comunicazione? Dovevate passare qui ieri a quest'ora e lasciare le vostre domande sui bigliettini. Non vi è arrivata la mail? Neanche uno spam, no? Vabbè, controllate. Vabbè, a qualcuno è arrivata perché ci sono, cioè, è pieno di domande, quindi io le leggerei comunque. No, qualcuno di voi per forza le ha lette, le ha scritte queste domande, va bene. Per piacere, questo lo ripeto sempre. Questo spazio è per le domande come sempre, spero che voi non abbiate scritto i soliti apprezzamenti sul mio fisico. Io non sono solo un bellissimo corpo che legge poesie, sono andato oltre quello, vorrei ripulire la mia immagine. Vi prego, non fatevi riconoscere, va bene? Grazie. Sempre i soliti, sempre i soliti. Questo lo tieni. Ecco qua. Bella, bellissima domanda, non so chi l'ha scritta. Non senti la pressione per tutte le vite che hai stravolto con le tue poesie? Allora, no, dico la verità, no. So che quando scocco una freccia posso fare male, però mi consolo sapendo quante vite ho salvato con le mie poesie. Ecco un altro. Non senti di aver fissato troppo in alto l'asticella della poesia italiana? Allora io credo di no, anzi, so che può essere difficile confrontarsi con la mia genialità, penso che possa essere anche uno stimolo per tanti, quindi no, dite grazie, allora no, penso di no.
credi si siano accorti che ha inventato queste domande che non le stai neanche leggendo perché poi sono vuoti? Allora, pensavo di no all'inizio, credo che dopo questa domanda si siano accorti definitivamente. Penso di sì. Non è triste farsi delle domande da solo per essere un po' appagato? No, no, anzi, è anche una gag simpatica, è partito un timido applauso, quindi secondo me sì, è una gag simpatica, quindi no, non è triste, non è triste. Sì, lo è, non lo è, non lo è, non lo è, non lo è, ho detto, non lo è, assolutamente no. Sì, lo è. Non lo è, ho detto che non lo è, ma poi come fai vorrei sapere chi ha scritto queste domande e come fa a rispondermi, come fai, sai, questa è una conversazione, sono così prevedibile che si può simulare una conversazione scrivendo delle risposte un giorno prima, sono veramente così prevedibile? Sì, lo sei. Va bene, basta, chiudiamo quest'angolo. Adesso non me ne frega più niente di questi fogli, non farò più questo spazio nel mio spettacolo e soprattutto questi giudizi non pesano su di me, perché sono cresciuto tanto e la mia psicologa dice che non faccio più quell'insopportabile cosa di nascondermi quando sento che un giudizio mi fa troppo male. Quindi io sono migliorato tantissimo in questo, sono sicuro che non mi faranno vedere male i vostri giudizi, non esistono. Va bene, mi è passata, posso ritornare a fare, scusate. A proposito della mia psicologa, ho fatto una cosa che si fa sempre nei film. Non so se avete presente, quando si vanno in psicoterapia nei film, a un certo punto si ritrovano sempre da soli nello studio e iniziano a sbirciare tra i faldoni con i cognomi, fino a cercare il proprio faldone. Una cosa che si fa sempre, io non sono mai rimasto da solo nello studio della mia psicologa, però un giorno mi è successo, perché l'aspirante suicida che viene subito dopo di me è arrivato un quarto d'ora in anticipo, voglio dire, cioè puoi avere tutte le necessità del mondo, però un aspirante suicida alla volta, e quindi è dovuta uscire la mia psicologa e sono rimasto da solo. Allora ho iniziato a sbirciare e ho trovato il mio faldone e ve lo leggo se volete, è curioso, è una cosa particolare. 29 anni, genitori divorziati da quando ne aveva 11, insicuro, diffidente, i suoi occhi tradiscono un grande dolore. D'altronde è difficile non raccontare la propria anima con degli occhi così belli. Il mare di cioccolato nascosto nella sua iride sembra fatto apposta per cullare i suoi traumi infantili. Non riesce a esprimere la sua rabbia, la soffoca intrecciandosi continuamente con la soffice cascata angelica che qualcuno minimizzando potrebbe chiamare capelli. Non riesce a smettere di divorarsi le mani, di mangiarsi le unghie, ma se smettesse di farlo potrebbe ancora produrre i numerosi capolavori di cui parla. È terrorizzato dalle cimici, che carino. L'ultima volta ce n'era una dietro di me, ma è stato bravissimo a gestirla senza andare nel panico. Sono sicuro che non abbia fatto che schifo quando è uscito. Ma se c'è una cosa che amo alla follia di lui, e che ne ha sempre cazzo una. Io non credevo che in 172 centimetri potessero concentrarsi così tanti drammi esistenziali. Non ne vorrei fare un volgare discorso economico, nonostante io grazie a lui stia scrivendo questi appunti da un computer rivestito di marmo di Carrara dentro la mia jacuzzi, mentre due servi che io in suo onore ho chiamato Emanuele e Ingrosso mi imboccano con dell'uva. E faccio una questione di vuoti da colmare. Non potete immaginare la difficoltà di lasciare andare un paziente risolto e sentire il vuoto nello stomaco di un percorso finito. Con lui? No. Quando sembra che tutto sia compiuto, oppala, gira il jolly dell'attacco di panico e si riparte da capo. Fenomeno! Un uomo che vive la vita a un crollo emotivo alla volta, che quando non ha paura di niente ha paura di non aver paura in un numero di metadepressioni da circo. Quando arriva con quello sguardo contrito a dirmi: non pensavo, ma è stata una settimana difficile. Io penso: sì mamma, lo sapevo, ho fatto bene a fare psicologia, mi dicevi di fare clavicembalo e invece tu adesso sei triste e sola. Io volo col mio jet privato da Malibu a Pessano con Bornago ogni giovedì mattina per farmi una dose di ingrosso. Muta! Sono diventata testimonial di Kleenex grazie a lui. Quest'anno aprirò i concerti di Sting con una performance di psicoterapia arte ispirata ai suoi 38 incontri sulla mancanza di fiducia in se stessi. So che non mi puoi leggere, anche perché non hai mai la forza di alzarti da solo senza che ti dia la mano, e l'ultima volta mi hai pure chiamata mamma, sì, me ne sono accorta.
Ma io ti ringrazio con tutto il cuore, Patato. Posso chiamarti Patato? No, ti chiamo lo stesso perché come ti chiamava tua mamma. E omaggiando i tuoi compagni di classe, il cui minuzioso lavoro alle tue spalle ti ha portato qui da me, sia benedetta la loro anima. Ti dico ciò che loro ti scrivevano dietro le foto di classe: non cambiare mai, ma soprattutto non azzardarti a migliorare, egoista. Ora vado, sta venendo maestrale e la mia lezione di kitesurf non si farà da sola. Peace and Xanax. Patato. Grazie. Grazie mille. Ma quanto siamo? L'agonia sta per finire. Prima ho parlato della paura di essere figlio, adesso vi parlo un po' della paura contraria. Introduco questo tema con una breve classifica incompleta. Quinto posto una porta che cigola, quarto posto un trapano, terzo posto un antifurto, secondo posto le unghie sulla lavagna. Questa è una top 5 incompleta dei suoni più fastidiosi per l'orecchio umano. Al primo posto c'è il suono che facciamo io e la mia fidanzata quando vediamo un video di un cane che gioca con un bambino. Che sul video bastardi ti confondono perché tu non sai che cosa vuoi, cioè voglio un cane o voglio diventare padre, non lo sai, ti confondi, quindi io sono in questo momento di confusione, anche perché sono in quella fase, ho quasi 30 anni in cui fare un figlio non è più un gioco, non è che ne parli tipo quando avremo 2 figli li chiameremo magari Albano e Romina, Sonny e Cher, facciamo tutto così, no, inizi a fare dei ragionamenti, inizi a pensare in quale modo riuscirò a rovinargli la vita e soprattutto io sono pronto per diventare padre. Io queste domande non me le faccio da solo perché so che mi do risposte terribili, non ho fiducia in me stesso, quindi di solito lo chiedo alla mia fidanzata perché lei mi vede migliore in qualche modo, grande fiducia in me. E quindi gliel'ho chiesto, ho detto, ma secondo te io sono pronto per diventare padre? E lei mi ha detto, sei pronto per diventare padre? No cazzo, non te l'ho chiesto per quello, io volevo un'altra risposta. No? E lei mi ha detto, va bene, facciamo un test. Adesso stai per partire, dovevo partire per Firenze, mi ha detto, portati un bambolotto, va bene? Portati un bambolotto, devi tornare senza un graffio. Ho detto, va bene, ci sta, segui, ci sta. E un giorno ero in treno con lui e gli ho scritto, per cui mi ha preso bene questa cosa, mi ha preso un po' la mano e quindi gli ho scritto una poesia che è la prima poesia che ho dedicato a mio figlio alla fine, a tutti gli effetti. La volete sentire? La faccio sentire. Ma volete conoscerlo? Lo portate qua, volete conoscerlo? Vabbè, lo faccio conoscere, mi fa piacere. Avete visto un bambolotto? Alto, un bambolotto, non è che ce ne sono tanti in giro per Alghero, avete visto un bambolotto, ciglia dure, mezzo nudo, l'avete visto? No? Io non sono razzista. Perché vi aspettate che io dica ma? Sente questo sguardo che è il periodo storico, io volevo solo dirlo, io non sono razzista, basta, volevo solo dire questo, mi sembrava anche giusto dirlo, mi sembra anche una novità, no, non si poteva, io non sono razzista, volevo dirlo così, io non sono razzista. Ma, ragazzi, frequento tanto Genova, da De André in poi girano brutte voci su di voi. Fate in tempo, no? Mi avete rovinato lo spettacolo. Andate. Vabbè, io la leggo lo stesso la poesia, che coincidenza si chiama Ho perso il mio bambolotto, però state attenti la prossima volta, vi prego, Ecco, lo sapevo, l'ho perso. Deve essere stato in centro storico, ho visto quei bambolotti in vetrina, anche lui aveva desiderato la loro vita vuota, artificiale, inconsapevole. Il problema è cosa stavo guardando io. Non so, le macchinine che c'erano di fianco, quelle che papà non mi ha mai comprato ma ora mi posso permettere. Non te lo puoi permettere, lo vedi, sei ancora troppo figlio per essere padre. Avrei dovuto passare più tempo con lui, fargli scegliere la strada, dargli un vero nome, sforzarmi di non farlo parlare con la mia voce. Me lo vedo già,
seduto fuori dal Milese a ripararsi dal freddo, con una minuscola maglietta con la scritta I love Alghero. Conoscendolo finirà per incolparsi, darsi addosso, mangiarsi le unghie che non ha, e anche se non glielo posso più dire, tutti questi vizi non me li perdono. E quando ti ritroverò, mano per la mano con una bambina, pieno di tagli sulle mani, lì a dirmi che comunque ci hai provato, con lo sguardo perso e quel mezzo sorriso che odi, scavato in faccia, assisterò incredulo a quanta strada hai fatto con quelle gambe di plastica, chiedendomi come tu abbia fatto, con quella voce ridicola, a farla innamorare di te. Ecco lì penserò, quello è mio figlio, e se anche non avrò fatto un buon lavoro, potrò dire una volta nella vita di aver fatto un lavoro vero. Grazie. Grazie mille, grazie. Ogni tanto mi penso, chissà come sarà mio figlio, me lo immagino e ci parlo e penso, ma quello scricciolo lì come farà a devastare completamente la mia relazione? Perché questo è l'esempio che io vivo questo fatto con i miei genitori. E quindi, però queste sono tutte paranoie, sono parole, io voglio verificare sul campo queste mie paure. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto una cosa molto intelligente secondo me, ho iniziato a frequentare delle coppiette di nascosto. Riformulo, non è riuscita bene questa frase. Frequento delle coppiette, vostro onore, frequento delle coppiette, loro sanno che le frequento, li conosco, non sanno perché le frequento, ok? Frequento coppiette della mia età più o meno, con figli, per vedere come sta progredendo la loro relazione, se sta progredendo. E allora ho fatto una cena, qualche giorno fa, con una coppietta, e a un certo punto sta andando tutto bene. Sapete quelle coppiette perfette che tu dici hanno qualcosa da nascondere, sicuramente, non può essere vero, poi a un certo punto si dovevano passare il sale, lì la magia. Allora, questa poesia è un dialogo, però io sono uno, e quindi ho pensato a questo escamotage. Praticamente quando parla un interlocutore io alzo una mano, quando parla l'altro interlocutore alzo l'altra mano. Questa, ce l'ho fatto bene, questa. Ok, basta, questa è l'introduzione. Mi passi il sale, amore? Certo, amore mio. Pensavo a una cosa mentre sfogliavo come faccio ogni mattina il nostro album fotografico, amore mio stupendo. Mi tolgo le cuffiette con cui stavo ascoltando in loop la nostra canzone solo per chiederti a cosa stavi pensando, amore mio stupendo lucente. Pensavo a ciò che ci ha detto ieri tua madre, che nella mia personalissima classifica delle migliori donne dell'ultimo secolo ha appena superato Margherita Hack. Ci ha detto che avremmo bisogno di cominciare un percorso insieme. Potrebbe essere un'ottima idea, amore mio stupendo lucente splendido. Secondo l'Excel che aggiorna ogni giorno alle 23:59 è la 178.632esima volta che hai ragione da quando stiamo insieme. È giusto dare il buon esempio alle coppie terrene prendendoci cura senza paura. D'altronde esiste forse al mondo un amore come il nostro, amore mio stupendo, lucente, splendido raggio di sole? No, non esiste. E tu lo sai bene dal momento che da quando vivi conservi nel tuo sorriso ogni verità di questo mondo. Io per te potrei sacrificare ogni mio bene, perché non vale quanto un tuo bacio, amore mio stupendo, lucente, splendido raggio di sole in una giornata di pioggia. So quanto faresti per me e non mi pesa affatto, perché so che io farei anche di più. Potrei perdere ogni persona amata, perché mai potrebbe restituirmi il calore del tuo respiro, amore mio stupendo, lucente, splendido raggio di sole in una giornata di pioggia che consegna al mondo un nuovo arcobaleno a un bambino che non ne ha mai visto uno. Io potrei fare tutto questo senza problemi, a quel punto che bisogno avrei di ascoltare o di guardare. Io mi caverei gli occhi, mi troncherei le orecchie, perché la tua voce che risuona nella mia anima mi basta, amore mio stupendo, lucente, splendido raggio di sole in una giornata di pioggia che consegna al mondo un nuovo arcobaleno a un bambino che non ne ha mai visto uno, perché è chiuso in casa a prendersi cura dei suoi 3 gattini ciechi che non lo ripagano mai di tutta questa cura. Ma che bisogno ho di vivere in fondo? Tanto il mio amore per te è già consegnato all'eternità, quindi io morirei, va bene, morirei, e voglio vedere se puoi fare meglio, amore mio stupendo, lucente e splendido raggio di sole in una giornata di pioggia che consegna al mondo un nuovo arcobaleno a un bambino che non ha mai visto uno, perché è chiuso in casa a prendersi cura dei suoi 3 gattini ciechi che non lo ripagano mai di tutta questa cura, perché gli preferiscono il fratello maggiore solo perché lui lavora e può portare a casa le crocchette al formaggio, per cui loro vanno pazzi nonostante l'intolleranza al lattosio di cui il fratello maggiore non sa nulla, ma tanto c'è lo stronzo che sistema tutto, è certo, e io ti lascio prima per avere con me
il desiderio della tua presenza che è il motore della mia esistenza, amore mio stupendo, lucente, splendido raggio di sole in una giornata di pioggia che consegna al mondo un nuovo arcobaleno a un bambino che non ha mai visto uno, perché è chiuso in casa a prendersi cura dei suoi 3 gattini ciechi che non lo ripagano mai di tutta questa cura perché gli preferiscono un fratello maggiore solo perché lui lavora e può portare a casa le crocchette al formaggio per cui loro vanno pazzi nonostante l'intolleranza al lattosio di cui il fratello maggiore non sa nulla, ma tanto c'è lo stronzo che sistema tutto, e certo, ma poi chi ha regalato a sto bambino dei gattini da curare? Non c'è un adulto in questa casa, questo bambino è solo ma nessuno dice niente, a che cosa può servirgli un arcobaleno, tanto non lo può raccontare a nessuno e gli sembra così sprecato, vorrebbe tenerlo in tasca e giocarselo in un momento migliore, che so io, buttarlo per aria, completare una giornata di sole, tenta di abbatterlo a sputi e male parole, ma lui resta lì, ha scelto proprio quel giorno per cominciarsi a manifestare. No, non esiste un amore come il nostro. No, non esiste. Grazie. Grazie, siamo arrivati alla conclusione e grazie veramente per essere stati qui, veramente, grazie mille, oltre ogni aspettativa per me, veramente pensavo, non verrà nessuno il mio spettacolo, invece sì, anche se so che non è per me, però io sono contento comunque, veramente grazie. E adesso vorrei fare una presentazione perché questo spettacolo non esiste solo grazie a me, ma anche grazie alla mia band, quindi vi chiederei un caloroso applauso per tutti i membri della mia band, va bene? Alla voce Emanuele Ingrosso, al corpo Emanuele Ingrosso, al risultato di una mediocre ma economica psicoterapia Emanuele Ingrosso, alla noiosa retorica del performer disoccupato che finge di aver fatto della precarietà il proprio stile di vita ma mollerebbe tutto per inserire in un database codici fiscali 8 ore al giorno Emanuele Ingrosso, ai tori, last but not least Emanuele Ingrosso. Questo lo faccio solo per dire a mia mamma che ha ricevuto 5 applausi. È così bello, mi piace. Non c'è oggi un elemento fondamentale per le mie serate, che è un uomo sulla sessantina, sempre molto abbronzato. Scusate, a volte non capisco quando è l'attore, il personaggio, scusate, ogni tanto il personaggio entra dentro di me, scusate, è l'inesperienza, ci sta. Dicevo, un uomo che a fine serata mi avvicina, queste polo sgargianti, dice: scusa, guarda che tu ci devi credere sempre. Ma sai la storia del calabrone? Il calabrone non ha la struttura fisica per poter volare, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Io, in nome dell'odio che provo nei confronti della figura del calabrone, ho scritto un pezzo con cui vorrei salutarvi, e in realtà ho scoperto che non è andata così male a mettermi nei panni del calabrone, perché non so se lo sapete, ma l'Emanuele non ha la struttura muscolare per affrontare 8 ore di lavoro dopo aver deciso di partecipare la sera prima a un torneo di beer pong con dei liceali che puzzano di malizia uomo, ma lui non lo sa, e beer pong ha lo stesso. L'Emanuele non ha la tracotanza per decidere deliberatamente di raddoppiare il carico minuziosamente indicato da un professionista nella scheda della palestra solo perché il tipo dietro di lui ha accennato una risata sollevando degli enormi pesi brandizzati Power Dragon diversi dai suoi bei pesini giallo fluo da 5,5 kg, ma lui non lo sa e bodybuilda lo stesso. L'Emanuele non ha la struttura emotiva, c'è scritto sui libri, non ha la struttura emotiva che gli consente di ascoltare Back for Good dei Take That in metropolitana senza ripensare alla vacanza post maturità, ai falò, quella ragazza bellissima che muove la testa come fanno le ragazze bellissime intorno ai falò, e la corsa fino alla fermata del bus che la porterà in aeroporto. Scusa, posso avere il tuo numero? Lei dice sì, lui lo memorizza perché non ha un foglietto, ma poi decide di non scriverle per fissare nell'eterno quell'amore bruciato così in fretta, tutte cose che lui non ha mai vissuto veramente perché in Grecia non c'è mai stato, i compagni per la vacanza si sono organizzati senza di lui, che ha ripiegato sui lidi ferraresi come ogni anno, ma poi anche se fosse una ragazza sconosciuta in vacanza magari vuole pure limonare la prima sera così d'amblè. Arriva, se vuoi limonare segui l'iter, ci conosciamo, io non ti rivolgo la parola, poi a una cena tutti insieme mi chiedi se studio o lavoro, io ti dico che scrivo le poesie e tu che bello, con la stessa espressione che usi quando ti regalano un portavivande, e allora lì forse limoniamo e ammettiamo che tu segua pedissequamente tutti questi passaggi. Secondo te alla fermata del bus mi ricordo un numero di 10 cifre, io che per ricordarmi il pin del bancomat devo ripetermi ogni volta una filastrocca, roba che neanche Branduardi sotto antibiotici, ma lui non lo sa e Take That lo stesso.
Calabrone, io ti odio, Calabrone, che hai cresciuto generazioni di teste di cazzo convincendole di poter fare qualsiasi cosa, spinti dall'ebbrezza dell'inconsapevolezza, meloni, scanzi, povia, farina del tuo sacco, Calabrone. Ma io non ci casco nella retorica del Calabrone, Calabrone, non voglio neanche fiutare la possibilità di capitolare. Nella vita da un po' di tempo sono farfallina della pasta, me ne sto lì fermo nella mia confezione di Barilla, quando voi tornate a casa con la presa bene del fine serata, dai raga, mettiamo su una carbonara, aprite l'ultimo pacco che vi è rimasto e dentro no. A ben vedere è questo che mi ha spinto a scrivere una poesia la prima volta, nessun volo da spiccare non sapendo di non saperlo fare, ma la gioia di vedere quel bell'entusiasmo adolescenziale, la vostra voglia di volare, di guanciareggia il suo rosolare, vanno bene 100 grammi a testa, la carbocrema chi la fa, sala l'acqua, sì l'ultimo pacco nel terzo cassetto a destra, oh, stasera ci voleva proprio una bella... no. Grazie. Grazie mille, sono Emanuele Ingrosso, questa è Emanuele Ingrosso Tribute Band, grazie mille per l'accoglienza, grazie a questo spazio incredibile, siete fortunatissimi ad avere questo meraviglioso teatro qui ad Alghero, quindi grazie veramente Ignazio per l'invito, grazie Lorenzo. Grazie veramente, è stato un vero piacere, è stato un onore. Grazie mille, mi trovate un po' in giro e quindi niente, divertiamoci, passiamo una bella serata, spero che insomma, l'abbiate già passato un po', una buona serata insieme. Grazie. Bravo! Super incredibile! Il bagno di folla, così ti faccio la foto, ti tiro la foto. Va bene, bagno di sudore. Sì, tiro la foto, infatti una faccia consona. Consona a cosa? Consona. Allo spettacolo Per di bello provare. della Cioè, nostra dite anche faccia dite anche scontata, bravo, consonata. bravo Emanuele, bravo. Un'espressione, aspetta il cert, faccio anch'io. Aspetta, ma no, ci siete? Ci siete? Date un segnale. E poi cosa succederà? Gireranno dei simpatici sacchetti. Questa è la